Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. E saluti a tutti, ben tornaus, Ecco, ben saluta. agattaus a Corrias de Vogus, eu in diretta, in suo canale 79 de su digitali terrestri, internet, Facebook, YouTube, in ogni luogo, WhatsApp, Ogni pure, luogo. su numero in stingoni, in basso, può mandare Scrivida. messaggi, Scrivida. consigli, complimenti, critica a tanti non diligeus, donna agita, Ecco, critica non cada lì. Donna Gida, Dai, depesa regionale ciao. del suo mondo de oggi in sardo, Donna Gida è un ospite, Donna Gida è un Ci argomento. provavo. Questa gita è un argomento bello, sa musica con uno musicista, Marco Lais, benvenuto. Grazie a tutti, grazie a tu Ivo de mi ospitare noi. E noi tocca la questione di musica, e sa musica ci ne cosa questione. Casti avere tu. C'è bellezza, musica e tutto. Casti avere tu. Ascolta me Marco, voi Spagusu, chi non ti conosce ancora in Sardegna, de oggi ti conosco, ma voi Spagusu, presentati, Pagu. Casti, da quando sei nasce finza Sari Zero, tutto si deve contare. Miserio Marco Lai. Come ti l'hai? Si è fatto Lai. scrivere Lais? E voi ha pagato questa essere pagata da una decina di anni fa, da pagata questa essere decida per giunta poi da questo se andavo a cercare i Lais sono i canti francesi, no? Il primo canto francese e di dorare con sa origine del suo nome pure Lai. E stando su ci da poghettare questa essere ma mi piace. Ti piace? Mi piace. A ricordare di non suonare Ah, meda certo, sta mesa, non fisti, tu sei musicista, già ti comprendo. Stando dopo un gimmo no, dai. Tocca, dunque, da onde sei? Cantando stenesi, Scovia, Serrenti, 30 km da noi, giù d'uscidesi, 35 sta a accanto, volta. sei vicino. 35 chi si andava che non ci fonti i problemi. Traffico, traballo, tengo 50 anni, appena non lo comparesi, non mi appena fatto 50 anni. Ma quanto ti intendisi? Questa Io devo mi intendo 150. Devo 50, devo 15. 15? No, anzi mi intendo in questo momento 8. Da quando io anghizzavo. Bello 8 anni so. Ascolta, poi formazione, in scuola Denesi, come ti hai imparato a sta musica? Come ti nasci a questa cosa? Sa musica è nasce. O di musica di più questionare? È questione di musica, certo. Allora, musica nasce a 8 anni, se ho zio Valco, e pista da? E pisto che mi piace suonare. 8 anni se ho nasciuto. Modi da Zaccapio, se ho mano. Valco, se ho zio Valco e mi sono agattato con tutto un musicista. 8 anni tenia? 8 anni mi sono agattato a cantare con un musicista, ma poi in noi Andi festa, Zecchino d'Oro, andi festa. Ho Zecchino d'Oro dei Serrenti. Ho Zecchino d'Oro dei Serrenti. Ma te piace cantare o suonare? Cantendi e mi sono agattato con un reggenti in su palco, poi ma in noi cosa seria. Poi mi sono agattato un batterista, un chitarrista, da 8 anni sapevano ma se fanno di diadero, se no. Mi sono agattato a cantare in gui, a cantare canzoni, devo viaggiare a cantare canzoni un po' manno, sono decisi, quando fi ascoltando sempre questa musica mia di André, Guccini. A 8 anni su di André vi sta ascoltando? Tenia già ganas di ascoltare questa canzone. E invece questa maestra mi ha donato una canzone da Pipiedos, una canzone del suo Zecchino d'Oro. Da legge da pistare, non ci muovi noi. Madonna, una canzone del suo Zecchino d'Oro e mi hanno canta questa canzone. Questa canzone de Cantian nella foresta, il cuculo. Non la conosco. Una canzone non da più fatto dello Zecchino d'Oro. Non manti buffi. Certo, non tanti buffi. Poi ti avevamo mostazzo. Tu devi assaggiare gana di cantare heavy metal, tu usciva, tu facevi heavy metal.
questo è vecchio, è imbroglione. E nulla, mi sono agattato a cantare questa canzone e 8 anni sapevo no, devo un palco ce lo do ragazzi, poi mi piace un te piace? Certo, tu devo essere in cui sopra, magari un batterista, o chitarrista, o bassista, e sta gente avanti, e potessi il piede, cosa dici? È una cosa bellissima. Uno pregio, uno spanto. Un manno. Uno spanto. E dengue è possibile. Commenti a seguire. Come ti ha fatto? Conservatorio, lezioni private? Lezioni private, sì. Poi iniziavo a suonare. Strumento? Prima sta tastiera, s'organo. S'organo. Ma in Cresia? No, in s'organo da un maestro di scuola, di terza media. Questa faccia predige da volta. Da volta, infatti ho fatto su grichetto. Tu pensi che è già da 40 sconti. E voi però non mi pagano a me, mi disonda. Hai ci vuole senso. Viaggiare con noi che dopo vai seriamente tocca poi certo, di là in busciarca. Certo, è giusto. Saluti. Oi e tornavo a magattai s'amico Michele Murru, puttana sciuga sa cosa de su caso mrazzo coi premi si prece a meta e dunque si chiusa di questionare un altro pacchetto. Pochini non sapevo sa trapuntata in noi vocchi senenti di questo libro e poi Michele si torna a dannare con qualche cositella, puttana sul libro che si intitola Il formaggio e i vermi, adesso su caso coi premisi. Una cosa che ho lesi scirisi, ho lesi torrai a cassia spuntata, ma ho fatto pure l'annuncio, da sagattai tutto su in YouTube, e se da sapodesi torrai a castiai. Michele, ma tanto sei questo povero uomini che diventa processato in su 1500, poi perché sì, questo menocchio. Dall'umincio un menocchio e vostro serio tanto so. Questo serio appunto che questo ci diventa scalato in prigione, questo diventa inquisizione, ovviamente sci da noi beniente idee che portare. Poi te adesso come una nostra lotta, poi un buon offesito, poi per esempio la religione cristiana è bifisita, poi Gesù Cristo è uomini e Dio solo impari. Invece prima lo fisitas e scelto uomini. E isso fu da questa idea. E non andava bene. E non andava bene. E poi ci fu un'altra cosa che non dispiace adesso inquisitori. Qui almeno che una nada che Dio so vieta bene a totus. Una nada che Dio so a sta fine di tempo. Strafada a cristianos, a musulmanos, a ebreos, a ateos e a totus. Poi via bene a totus. E quindi non ci fu di importanza manna di questo che credi è stato. Tanto Dio sei buono e strava da totus. E quindi non ci fu di importanza per un problema. Se che anche sei esatto, di fai a marolla su chi obientissi. E questo non disandava bene. Sta cosa che non scegliere sotto fine ha fatto questo processo. Chi dopo da acabare in preso, chi tanti liberato, chi dopo ha fatto altre cose per legge. Per legge puro. Scedato. Ma s'inquisizione, pensa se in Castello s'inquisizione ha fatto canco danno, Ma osato sono di mai intendi questionare di questo menocchio? Fesi, sciri? Menocchio, de pirri no esti, de sicuro, mi pare che non lo conosci, però mi piace questa immagine di su un mondo, una piscetta di caso marzo, con su bremini che due vasci da tallo, ti piace da te? Immagine da... Su gallo, su caso marzo, ma... De pesisci Marco che si fanno questa interferenza, no? Del domo Pudu. La conosci, Antonella Pudu? Certo da conoscere. E a Satru tu conosci Michele Tastera, voi amici. Funti vieni a fare una bella cosa teatrale in domo. Ti volevo fregare e mi ha fregato tu a me. Nulla, no, vabbè, sta domo d'uscita, domo d'Ilia voi. Domo d'Ilia, ma gente cristiana. Di cristianato sul centro che
passa da usura gente, passa Eh. a chi stionai, si incontrai, a creare cose bellicette. Gedu creo, ascolta a me, sì con questa formazione che ha stento, si cominciato da tastiera, poi Io. ci si è spassato a sta Poi chitarra. sì, sta tastiera appunto iniziavo mei band e appunto iniziavo con sta tastiera, poi mi piaceva, cioè mi piaceva. Savacci c'è da botta, da tastierista. No. Appunto iniziavo come tastierista, poi appunto io studiavo basso, io studiavo organo. Organo. Però sta tastiera, vabbè, mi stia strinta, poi ti ho via un contatto con questo strumento. Sta tastiera, da sono ragazzi, è bello strumento. Però è fridazzo. È fridazzo, a me è via da fridazzo. Tu resta contatto. Ho via con un strumento più fisico. da a zupa, no? Ho via intendi proprio sa vibrazione di questo strumento. Non bisi come ti sei. Iniziando si sta provato. Poi no. O mi più questa tastiera che si può dire, questa tastiera tipo Sandy Martin. Ecco, tipo Sandy Martin, mi devo già dici, però carica di bio. Ma no. Fendi synth pop. Costata troppo, poi è stato in su periodo People from Serrenti. Ecco, infatti. E invece una comunicavo chitarra. Castiandi su chitarrista che ha suonato con me. Poi acustica si incominciava? No, chitarra elettrica. Chitarra elettrica. Poi questa chitarra e in cui ci sono. Ma rocchettaro via. Si inizia rocchettaro. Savacci già da botta. Del rocchettaro. Però via sta più lungo. Più lungo, se vedi. Dove bisi? Via un Marco, è tutto un video. È tutto un video sta mia, di Spilus. Ma tu devi spostare sta lungo, no? Devo pure. Ecco, devo pure. Prima o poi andare runti spirito. Prima o poi pazienza. Mo siamo contenti tutto ai mustazzi. Ma mustazzo lunga tipo no. Manteniamo che parenti mustazzo su messicano su. Beh, guarda. Però devo di Sapodoro che aveva mustazzo virreso. Ecco. No. Non ti dà. Cioè sono un gruppo di il mustazzo scampidanese. Bello. Ti piace? Mi piace. Devo usare questa chitarra. Devo faccio il mustazzo. Andava bene. Poi come ti ha fatto? Nulla, appunto iniziato a studiare chitarra classica, un maestro Riccardo Carta, chitarra classica. Suo maestro da Riccardo Carta, grande maestro, che però in cui non fiata di musica classica, oltre a questo e mi faceva ascoltare Pago finger picking, e Leo Kotle, e tutto questo su grandi chitarrista finger picking. Non è sì che con un nome di ispirazione, ci si da ascoltare. Sì, no, c'è una cosa no. Leo Kotle è un grande chitarrista, poi vabbè, Alex De Grassi, oppure il chitarrista degli Yes, si ne ricorda degli Yes? Commenti pure, ecco, certo. Steve O, che gli ha fatto questa suonata chitarra bellicetta, si chiama Tech Lap. Sta canando con ascolta Ida, si dà causa. E infatti è una suonata di chitarra che si passa da su country a su blues a su flamenco, ed è questa è l'idea mia, suonai pago. Ti piace da spaziare? Ma spaziare, ascoltare di tutto e poi a dopo tutto impari. Ma flamenco pure suona, sa? Pago. Calenco una cosa. Pago, se flamenco è veramente una cosa difficile, devi dedicare, però Paco dell'Ossia è Paco dell'Ossia. Anche cosa si dona sempre. Non lo tocca nessuno. Certo, al di Meola. E ti aveva una rendi. Adesso maestro di chitarra? Di chitarra classica. E in cui però sono cominciato a cose, perché questo ogni tanto mi fa intendere cosa del Van Halen. E in cui appunto noi questa chitarra classica toccata da non ho da voi avanti, ma voglio bi altro mondo puro. Ci stava questa chitarra elettrica in cui mi so vedere con 3 anni sei sto vetto in un mondo che poi si alzava a suonare il palco con gente che ho pigliato proprio questa chitarra rock. Caliviante esprimo su progettello su. Dopo devo dire che una cosetta da pure che Marco dessa regia se li mandai che una cosetta da due, insomma anche criticavo. Con questa chitarra elettrica non uscivo che c'è suono frisco il santo, poi il sogno poi il santo, dai. Il santo che sa fa? Là, questo Andi Sesi, lo che c'è do? Noi siamo bello logo, Noi siamo a Calalunga. Calalunga di Esti? Sant'Antioco. Là sa chitarretta? Bella. Sì, questo è un video fatto. Sei vestito proprio da santo, tutto bianco. Sì, è proprio
E noi è una canzone fatta 15 anni fa. Scritta però, sul video è fresco. Su video è fresco di un anno. Un anno. Però devo tornare a piscare questa canzone poi Adesso mi intendi sta voce come ti sei sentendo. Certo. Fuori potenza a Marco dessa regia. Là, bello. Giorno dopo giorno. Poi Che bello de voce puro. ci provavo. Da cantare su YouTube, no? Il santo, il suo titolo, su canali dei due. Su canale di Marco Lais. Marco Lais. Marco Lais. Sul video che ne ti ha fatto, bellissimo pure, una Sul bella video è storia. arrivato Mattia Nonnis, o credo de Serenti bravo meda. Mi fa E poi piacere. ha studiato con Paolo Poro. Paolo Carboni, Lo salutato, che è sempre lo salutato, sempre stato un con suo lavoro è in certo, regia e in poi regia. Sciuga e collabora con Paolo Puro. Ahí ci este. Con Paolo si sono sagattato in su 2000. Caponavo de no pistai. Del 2000 si sono sagattato in su 2012. Poi fai un video con un'altra band, un altro progetto, Shasa. Shasa, e tolinai. Shasa ordinai buona acqua buona, abbondanza. È un augurio, no? Ma in quale lingua esti? TPS è lingua africana. Calicona lingua africana. Dia scioverà su cantanti, dia scioverà. Nella boga il suo nome, si capraccio, su so. Ho fatto poco con esperienza e in su 2012 mi pare ho fatto questo video che avevo soltanto sonori de Duvai con Francesco Sabonanimo de Francesco Pilo in su gelosia de Corda Zeccannas Bonanimo, che è stato uno grande onore fare lo spettacolo un gusto. Con il Suspuro collaborava, no? E poi sì, con questi caso ho fatto un concerto, si impara a scorda. A Corda Zeccannas. Si viene innamorato di questo progetto, si viene a votare un giro. Io sapevo per il concerto di scorda. Bello. A Razzava. Bello onore. È stato un onore, è stato. Bello progetto. Ma se sei andato fuori a Spuro, a sprovare a fare anche una cosa fuori? A Forza siamo andati 2 anni su una scuola a Roma, ho studiato a Roma 2 anni in questa scuola di musica jazz, musica moderna. Su jazz pure c'è passato? C'è passato su jazz pure. C'è passato su jazz, però noi vado a ridere questa cosa. Io sono andato a Roma per studiare jazz, no? Jazz, armonia, melodia, ovvia, comunque tenia a te un'infarinatura di questa chitarra più ampia. Se arriva un Gui, un Gui ha conosciuto Umberto Fiorentino, Maurizio Lazio, chi ne vuoi questo chitarrista? Grande chitarrista del Sarrai. Teniamo senza te non lo conosci, ma sai colpa è mia, non sei un musicista. Questo campo mio. E noi quando si va a lezione con questa gente, quando si va a lezione, si suonano in pari. A parte che adesso non siamo da manco per suonare, manco me da me. In cui questa cosa che mi piace fare è ascoltare, esperienza. Impara sai sicuro. Poi tanti già dopo arrivare a Roma piega aereo, treno, aereo, nave e cose, poi no, noi non c'è tempo di suonare i veti. O lo ascoltare esperienze di vita, certo. E te può ascoltare. A parte che Umberto via da Coiao in Sardegna, perciò questa Sardegna è stata sempre. Invece Maurizio Lazzaro è un grande chitarrista che è venuto a studiare in Sardegna con Dionigi Burranca. Cioè Isu è romano, però sicuramente è un grande chitarrista di musica popolare. Ovvia magari canco a Ciaccatura in Pruso, canco armonia nuova. È venuto in Sardegna a studiare il Launedes di Dionigi Burranca e ci ha portato questa sonorità in sa chitarra cosa sua. Poi Isu ha collaborato con Massimo Nardi. Ma di fatti si zio Dionigi o Dionisu, come te dinate, da attento paricci continentali, Massimo Nardi, Frati Mariani. Poi c'è Pacini, ci vede Alberto Bariaburo che va via da Sardo Puro, certo. Tonino Leoni, Sergio Lecci, Sardo Puro. E Isu si donaranta sempre a nostro sadro, cagando quando suoniamo su jazz da coro o qualunque esercizio variato, che si intendia da sa cadenza sarda. No? Sì, sa matrici. Sa ciaccatura, si intendia su jazz, su mordenti sardo.
Poi chi tu di Lazio Sandai, di essi di Susare che c'è è inutile che Certo. si indifuoso. Certo. E eso mi viene sempre, ma voi te non di cosa studiare, mi durante italiano. Ed ha fatto questa traduzione, ma bravo. voi te non di cosa studiare musica e sa chitarra sarda Bella figura. a Roma, abitanti a Roma. Cioè, già abbiamo rigente questa chitarra sarda, però ma no, date più approfondire, è una cosa bella. C'è su tanti. È una cosa bella, c'è. E come ti ha fatto? Senti se sto rauna? Se tornano a noi, abbandonare. E dunque, sa com'è che fu questo conto che foste contenti di questo menocchio? Che cioè, praticamente se sparessio tutto su processo, non si sciri nulla di come è andata. Poi su chi hanno cattato nei archivi storici, ci sono certi queste scatte. Capita da botta a me che scatta di un processo, non ci si è tradotto, non è che fu ordinato sotto, e Certo. da questa l'ombra a un certo punto spaccia in cui e non si scipra un nude. E quindi non sciria un nude. Vai e cicca, come te sta acabando? Sta tratta fusti che c'è su film, mi ha da pragiato biri e decisi invece se mi vai di venire a conca ma questo conto di questo menocchio di suo processo cosa sua e che noi invece si teneva su esempio proprio a Simbessi poi su processo o tutto scarta sa desinterrogatorius o de quando fu prigioniera de Giulia Carta de Silico invece questo su processo che è l'ompio già tutto in treo, in cui pure manca da vetti sanco del dedo de saccabo, non sceso che due esisteti il lieto fine, poi non sceso che Giulia Carta da pantà boccida, non si sciri più nuda. Però, e di fatti si c'è un scrittore che ha voluto vincere sul libro, che ha voluto tutto canto, e uno si può leggere tutto sul processo, in cui pure c'è data, abbiamo fatta confessare che Isa è incabbiata su demonio, a creazione a Rubius, che si è indivesata in Sairi, e tutte queste cose. Chi non dicesi de Giulia Carta, pure, ci caisi in internet, sagata do bello pacchetto de informazioni, e due di vincere un bello scanto, due di anche un libro. L'edizione critica di Tommasino Pinna, adesso Tommasino Pinna, professore de Tattari. Bravo, Cussu Dengio, non mi ricordo su nome, de Tommasino Pinna, si tu consiglio, è un libro bello, grosso, bello, mi dà Poi adesso che interessante. quando non ha cattato si scarta, c'è sicuramente da accabare in prigione. Vero? In prigione. Poi che uno invece 200 due fu descritto che fu oppure Sagresa l'obiettivo di Sagresa è di fare l'auto da fè. Cioè tu in casa scusami da tutto mi sono sbagliato ci si è rotto in questa idea e ci torno a idea giusta di Sagresa e quindi fai da penitenzia non scetti il suo processo all'anta su giudici ma tu fai da Annate Sabida. Una specie di processione. Certo. Poi questa Sagresa, a volte da tragare a me, però Sagresa non via da proprio buccissa gente da scalembra. Sagresa via proprio che sta gente si è cambiato l'idea. Certo, sa conversione può donare se esempio e dunque sa auto da fè. Balla, interessante questo conto delle inquisizioni di Brucias, des processus. Mo canughieni di Ducisi Tollo vai, Sergio Michele, fece una puntata esoterica. Che stanno tutto di eresia, di queste cose. Ti piace a tu? Chi mi osi deo, io ho giovati, si sono. Una cosa esoterica. Certo. Bravo, certo. Mi sei spragio, bella idea. Dunque, se ti avessi una rendi, maistus, grande maistus, di astentus, sardus. Questa parola maistus, secondo me, tutte le persone che hanno incontrato punti maistus, ognuno ha dei relazioni con qualcosa. Ecco, è lì che si cresce, secondo me. Incontrando le persone, i prusi incontra e me lo sa. Sì, signori. E chi stionai con questa gente? A volte prude sonai
mi sono frimato, ascoltai sa storia, sa storia. Ma tu, cambi di una curiosità, quando sei arrivato a questa musica sarda, cioè ti sei frimato questa tradizione oppure in cuni spuro può più spaziare, cioè può più aggiungere anche una cosa certo. della personalità di cosa tua, Certo. quindi tu sei strollico, no? Beh, allora, infatti poi ci sono arrivato a ultimo questa musica sarda, no? Ha fatto tutto su giro giro e poi sei tornato. Sei partito da Piccioccheto, da Pipieto che mi piaceva questa musica sarda, a B, sa gente battenti, però non dopo mai suonata. Questo è bello questo suonatore, è vero? Sì. Avere sa gente a B, battenti. sa gente si spazia da quando badda, cioè È stai una bene. bella cosa. A me mi piace, da B, sa gente quando badda è pregiata, è rilassata. Secondo me questa danza è proprio una terapia. Ci vuoi contare pure? Secondo me Ma diventi pure danza terapia? Assolutamente. Secondo me il segreto della Sardegna è danza, aria, natura e musica. E gente pure, c'è un giudeo. Certo. No, si sta zio, non dopo comprendere. Certo. No, che va da. Questa energia è davvero un noso pure. Certo. E perciò se ho ribato a suonare questa musica sarda, paro con tutto questo che portai in Pavasa, e country, e blues, e rock, e jazz, e cose. Perciò Ha fatto un bello minestrone. ha provato bene un mito sopra papà, no? Questo è bello. Digerio. Non ma di nojo, anzi, ma Ha fatto brofetto. mi ha fatto una energia, no? Questo minestrone do Raffaele e do gumbito è stato puro, no? Ma ragazzi, a Marco, questa tradizione sarda pure, là sta sempre un luogo dopo questa improvvisazione, certo. ti credi? Ma sta tradizione Non è sta copiare questa tradizione è un movimento, si muove sempre questa tradizione. E via, cammina. Cammina. Perché non vi ammotta, che vi prima vi ammotta. Ma voi non so pure come si fa la tradizione tra 20 anni e 20 anni là. Là, questo è su classico, e si presenta un nuovo. Questa tradizione di Aici pure, perché non viene su un museo, in un birdi, si da castiamo, da adoramo, e invece scammina ogni dì. Assolutamente. Sempre andando. È un consegnare oltre di Naudeo a questa tradizione. È un consegno. I Fionaretti che appunto e poi vabbè steso riposa a Ciccai un maestro comunque Deo chi non stento del maestro sardo ovvia comprendi commenti sonai proprio questa musica sarda con cui ditus, no? Poi sì, un subelettro da sempre Ciccai ora mi doveva plettro in sardo plettro pinna ecco là ma che noi a Didu però se suonando ogni potenza Marco dessa regia intendevo su là questo già è ballo sardo però è già modificato vero? Noi di nostra abilità noi non ci diamo questi mera de virgola blues noi c'è proprio capo se uno despaguso che è ancora scritto abilitava rao proprio pullio da quando è questo? Ma questo è de vago puro poi lui si storrava vago tenia gana proprio di fare un badosato pullio che non sbaglio il nostro accordatore è proprio un'accordatura che mi ha suggerito Lino su maestro Lino Talloro lo conoscevo grande suonatore e lo salutavo spuro si conoscevo ciao Lino che voi Lino è troppo dopo che voi è deserrenti in questo periodo in 2013 via Cicchendi a Pedra Burriata via Cicchendi un maestro poi comprendi come ti fai questa cosa e ando su internet mo digitale se c'è caso un maestro debattuto non mi aveva spostato ai deserenti meta e poi no Cicchendi il serrentese uno come serrentese ma devo pure un momento c'è in vita cioè lo tenia sta in domo non c'è devo in vita si conosce tutti momenti musicista poi non è possibile non ti conosce questo lì poi ti aveva vivendo in Castello già infatti poi un prendi vivendo in Castello comunque si sono intendi si sono incontrati e ho fatto questa sonata che poi lì non è stato mai è un bravo maestro ma non si è mai posto mente maestro si sono incontrati e sono collegas amigos ma non canco suggerimento consiglio però lì non tenia da questa cosa che piace a me a questo pure piace tanti ci vuoi canco virgola si importanti di Naudeo in sa danza soprattutto quando voi da zona poi da questa gente e a rispettare su tempo su sa cadenza e su tempo e sa metrica poi in mezzo ci vuoi ogni tanto ci può sia blues, a jazz, a country, poi a rock. Ma tu qual è questa musica che ti piace, che ascolta tipo che ti stai ascoltando, di zero?
Questa musica mi Dedotto, no? Allora, Lo posso immaginare. a me mi piace di me ultimamente sto ascoltando ora a me da Pat Metheny, Ah, grande chitarrista americano, che è un altro chiamato e veni un me da suonare noi. Ah no, pensavo che vi avrei un meme. No, in suo studio, no, in Sardegna suonare. No, guarda, poi vedi la puntata con Pat Metheny. Mia stazzeria più Ma a me però vado a zerria, che bene di Gedoleus. Ma ben giù pure, sì, mi ha influenzato a me. Infatti, moi i ultimi vado usato che sto facendo un po' pensando a suo stile da Pat Metheny, ma Pat Metheny come ti dia la suonare un vado usato. Pensa tu? Là ci ha provato. Questo è un altro ballicello. Ecco, questo è proprio suonavo pensando a isso. Questo è a sa moda del del pinna, Pat. a pinna. A pinna. A sa moda del Pat. Quanti sei noi sonandi? E noi si usa bello luogo a Capomano. Capomano noi si usa non mi pare che manti zerreo può avere su concerto di Gianni Maroccolo. Gianni Maroccolo. Con Gianni Maroccolo a Capomano. Sì, è una cosa magnifica, davvero cosa. Bello. FIBA, quella mi vuoi avere un concerto di Gianni Maroccolo, sai? Non mi è fatto ma manco con l'infiba su Bascia, no? Poi mi rendi quest'anno Tutti da rendi a Sabeccesa. Antina, ma sì, dai. Deve si spacciare su di Fate noi. una riunione pure, siamo sicuro, sicuramente. Ascolta Marco, poi altri progetti su Belligerus, devo uscire collabora con una picciocca sempre di questa parte, di Sant'Antioco, questa zona, no? Deve essere zona buona. Zona Sant'Antioco si pisca da bene. E tu piscava sì? Poi piscavo. Bene pure piscavo. Piscavo bello pisci, poi piscavo. Sì, ma nella mia da te ho preso questione. No, ma su questione del suo trio che tenesi. Marco, te e Bianchina pure. Certo, poi te voi non da città da voi sarà nega. Marco, te Bianchina e testi. È un trio, un progetto. Salutare da te. Certo che ti saluto. Ciao te. Saluti, sa sposa. Certo. Mandasi un messaggio. Scrivi anche qualcosa. E te vado con Marco Teo. Devo salutare altra gente pure prima che mi scaresci. No, dai, poi Cristiano. Con Marco Teo Bianchina è sto a giardinetta su 69. È proprio sta macchina storica. Una storica adesso 69 con te a pigao su sta macchina e andavo a girare in Sardegna a portare musica a Miss Festa. Mi pare che sono un video pure. Marco, prova a castigare a Gattauso sul video. Che vuoi bellissimo, fatta a Carlo Forte, è troppo bello sul logo. De sta Bianchina si bieva usato su guidendi, anni 60. Contami te vai su questo trio. Sì, noi andavo a suonare in giro, Miss Festa, a Sagra, a visitare in realtà. E muoveis proprio a Bianchina. Muoveis su Bianchina è questa scenografia nostra, no? Su l'ho peso, abito peso suonai, nicavo da questa macchina, ho preso su sportellone e fatto su concerto in Gui. Con questa Bianchina che si fa da scenografia. Pago da curo. È una cosa simpatica, può portare questa musica in giro in maniera diversa da suo solito. Poi si spaziava. E te suonasi sul repertorio che fai? Ma io su musica nostra, canzone nostra, però cercavo di fare ogni tanto suonare le canzoni solo di questo periodo. Come ti viene titolato sul video? Marco Te Bianchina. Marco Te Bianchina. Questo è Marco di sta regia che da gatta. Marco Te Bianchina, cover di Gaberg. Un'altra pure un sta mandando. Vabbè, già da gatta. Poi lasciami salutare che stiamo ti saluto prima che mi scaresci. Certo. Si commenti zio Peppino de Baulato e sa Villa d'Ora, mantinavo camicasti anta donni a di. Certo che ti salutai. De Pintessa accanto da Rosci pure de Mbiri, perché sei sempre in replica in suo canale 79. E due saluto, zio Peppino e Dora. Poi dopo salutare Vina Sammara di Avasa, che vi afforasa tant'anni, sono tornata a noi. Certo, Mara, bene tornata. Saluti tengas. Ciao. A posto. Dunque, sul video non da gattato, non ti fai nulla. Sì, dunque, te paesi. Con Bianchina andai a video del logo. Andavo a video, si firmavo, facevo su, magari sai con sa Bianchina c'è questa possibilità di fare un'ubrica tappa, sapore di questa bida, facevo su, che ne so, micro concerti. Poi con noi vedi Walter Wur, Walter Azzori, un altro grande musicista di Fisarmonica. Ciao, salutato Walter Wur. Te hanno stato iscritto però, Te hanno stato iscritto. Non stato iscritto, è Mandrone in desi. Da non si andava, non si iscrive. Ci vuoi contare pure? Da non si poi
Scusa che ti fremo. Tenese un figlio pure che è artista, e poi salutare a Davide Puru. Davide Puru, certo, Davide che mo è in Toscana. Toscana, prendi Accademia di Belle Arti, esposizioni, installazioni, non città tutto. Personali, collettive. De tutto. Sì, proprio di arrazza, di artista. Sì, arrazza di artista. Tenese un bello logo, può fare tutte queste cose. A parte che abbiamo visto al logo, ma di tenese uno proprio che è Domodilia. Domodilia bene Raisi, questo è un progetto culturale puro. Domodilia è un Sadoma BB Feus, ho fatto un B&B, però ho fatto sempre Serrenti a Toto, è un centro d'arte. Abbiate un soragente, due pure, se viene un soragente a costume. Ecco, fate un incontro su de arte da ogni tipo, residenze artistiche, concerti, mostre di libri, mostre di pittura. Questa è la pagina di Bosato in social, certo. Questo è e poi Facebook. questa possibilità Domodilia è proprio il indirizzo. Là, dove bisi? Seradedda, residenze. Poi vado su appunto s'alloggio, s'artista vuoi bene da noso. Fai proprio residenza artistica. Avara da noso, avara magari Wajida e yoga dove idea, magari cicchendi de bis sul logo, fate s'idea è suggerita da sul logo da De Vago è venuto Roberto Sironi. Là, saluti Marco. E Ivo troppo docoso, Marco te Bianchina. Chi ne sei? Non ti sei firmata? Oh, te hai tutto. Boh, non sei firmata. Saluti a Marco. Tea, saluti Tea. Ciao Tea. È venuto Roberto Sironi, De Vago, artista strangio, su Continentali, sì. Insomma. Certo. Un bello movimento. Sì, dai, ogni volta bravo. Ma poi no, sta fortuna nostra è questa che de poi incontrare meta gente e creare poi ponti a cercare de poi incontrare questa gente. È questo che si piace di fare. Poi tra poco devi fare un evento pure su Serrenti Fest. Sì, su Duse su Dresi. Tenete una locandina pure del Serrenti Fest. Aici su Dresi. Non so chi c'è, se no sa locandina e dopo Marco de Sarregia, ci cammi là, tu busy? Questa è già cattata. Eccolo. Bella. Poi questa grafica da vai te e tutto, no? È grafica. È grafica, è un'anima speciale. Dogna bene con i certo. E noi su Duse su Dresi vado su anteprima di un altro festival che noi vado su. Ma questa sta bianchina che sono biendi? Si vedi? Adesso va aspetta, devo pure usare un mezzo zurdo. Sta bianchina da bising. E questa è la prazza de Bosato? Certo, in cui è il capofiore in cui sa prima edizione del festival Artigianiali che Artigianiale che vado su ad agosto e nulla, e noi custodisi no vado su un'esposizione esprima 13 edizioni, sì. Fate su esposizione di tutti i artisti che con opera di Davide Toto, no? Davide Toto, collega, sì. E fate uso e mostrate un po', poi questa festa può mostrare il prodotto tipico dei Serrenti e sul prodotto tipico che vado noi su arte. E sa musica. Non so vado su arte e musica. Non sa papà arte. E tante pago. Cosa hai avuto da papà? Ma no, che due mano fino a Maurizio Coccia, che è un curatore continentale, no? Un curatore continentale che sa di proprio che si è curante proprio in mostra e poi potendo un grande giro di artista, grande potenziale, persone che fa di arte. Là, Andrea Serpi, tu conosci? Certo che lo conosci, Andrea pure veniva a saluti maestro Andrea. Ciao Andrea. E veniva a Zagattai. E veniva a suonare pure, ha fatto una canzone di Salvo Cosa Sua, da di fatto in domo. Appunto, potevo su spazio Cosa Nostra è un spazio di microproduzione puro, no? Pre-produzione, magari uno prima di un po' che idea, vedi in domo e magari impari caso di comprendere. Da due idee in uno studio pure, un studio è un studio dove si può fare si può muricare con quell'idea e poi magari si anda in un studio per un anno e si bello. Un'officina, bravo, un laboratorio un cantiere, insomma, che Dio dai, bello. Poi vedi fino a sta festa dessa musica sei proprio in su giro ufficiale in Areuso. Tutto questo arrangiamento a me manti fatto e a Conca vinse se commenti vudi su San Benito, perché se ne di auto da fede tutte queste cose, ma gente in meda non sci bene, i vudi su San Benito e commenti d'uso concordanta.
Poi quando mancai venianta i brucias e finza gli eretici, insomma, venianta processaus, disi ponianta, dusu condennanta, disionanta, insomma, o dusu scallante in prigione, ma quando non diesianta, che fanno ancora biuso, quando non diesianta, e non appesa innantisi, disi ponianta questo San Benito, praticamente fu un estiri grogu, con due rugi a rubia, a icci, che ponianta in pizzusu dei vestiti cosa ansoru e fanno obbligaus a duponiri sempre. Osatus pensare questa cosa groga, su colori grogu esti uno dei colori che si binti di ai largo prusu de dotto, tu immaginati a questo, è proprio come ti fesi, ma avevo su di un marchio, quando ti marchianta di ponti su sinno si bidi, però questo si biada proprio di ai largo. E apposta si anche uno portava a vincere un cappello a mano a punta a ci posto in conca. E questa cosa non è acabata ancora. Poi taga questo San Benito apposta si chi si brucia o che ne veniva condannato, vincere anche un uomo come questo scerao. Dove canta questo San Benito da piccanta in Cresia con su nomine scritto a sotto e chi ne fudi e chi non fudi. Dunque questa bregungia non fai breguncia, infatti questo obiettivo, fai breguncia essere da deterrente prodotto esatto, certo. Poi scrammentai, poi immaginate a tu pure ponai i figli, i parenti di uno che se ne è andata vestito di aici, cioè proprio fu di una cosa a metà. Poi tu la santa vates familiari pure, poi tu braguncia poi su pure. Certo. Oh. Ma secondo tu, ma si da pratica uscire che sospiti dei Vicedo non discida di questa cosa adesso San Benito che fu di Aici. È una storia interessante, non in Sardegna pure. Ah, beh, ma mi devo scarescendi. Come te che si riada a sabonare in madre mamma tua? Maria Giovanna Podda. Maria Giovanna Podda. E vudi chi ne vudi in sa storia, chi ne steti in sa storia? È vero, c'è un processo di uno che gente imputato adesso o brucia o a goga e poi sta su nome di mamma mia, Maria Giovanna Podda. Si dà per contato, se può stare il rimedio che si dà per contato. Mamma mia, c'era nascita uno, fai, se mangia del suo picao. E a questa però scialata di imputata di fare su malvicare. Son bessi. Ma e ti succedeva poi questa cosa, io si ragionava altra volta pure. Da ciccanta, perché uno pago si legge che anche un processo e che anche una cosa si vede. Prima da ciccanta poi si vai in Megias, e tutto in Maias, e tutto cosa, e poi si narranta, è cruppa sua. Chi non c'era nascita da sarai, stando sanesci fuori di Maria Giovanna Podda. E c'è da pagare da sanesci, che fa diada. No, sì, San Benito non dicevo. Tu che avevi questa chiricchetta non decisi? De cosa ti hai? Non Marco tu. Non da Antonella e Michele. Mi è pure preparare questa cosa, mi è pure preparare. Tocca da tenere pazienza, Antonella e Michele. Grazie, però non dicevo queste cose di hai. Dunque, questa gita sa di questa Sardegna. Dunque, sta regioni ha concordato un bello appuntamento, un Marco della regia che mi domanda se possa dire dessa Sardegna. Su 28, sa gita che intrada e poi vai in Piazza su Grammo in Castello, no? Ai 7 a Merì, un bello concerto a Rogalla con suo tenore di Rosei, Gavino Murgia, interessante, e poi due ospiti strangiosi, uno dei Balearisi, Picciorines, non di che stiano catalano, e l'altro dei Sisola della Riunione, Maya Camati, là, dubissi, bella, questa è la locandina. Bella. Su 30 avanti una regione di identità, di tutte queste cose. Già da cattasi in sul sito della regione, tutto sto bando, ti piace da ascoltare queste cose, isola, musica etnica. Certo, beh.
È bello. tocca Questo ascoltare posso di dire nuovo. questa Sardegna, Geduscesi. Ah, mo che mi sta ricordando. Si commenti che voi su ne Sant'Efisi, Geduscesi, no? Certo. Ti invoca tu a Sant'Efisi. Non duscevo. Ma insomma, cambia sta chirichetto. Sì, che ricchetto, ma poi no, voi non mantivagao, non siamo proprio andati. Bravo. Dunque, sta gita che entra da sicuramente sta redazione e tutto sta gruppo esti poi impegnata per Sant'Efisi. Andavo in onda a mercoledì, Certo. su 29 e non sa Giobia, una di prima, tocca da anticipare e si da recordare. A rago dai sì, tu scrivi, tu Marco, dunque, sai, il progetto stenese ancora de vai, Festival della Gentilezza, Festa della Musica, Serrenti Fest. Festa della Musica. Tu... Non ci devo raccontare. Allora, Festa della Musica da vedere su 21, commenti da più o meno da vedere su 20 anni, su che da vedere su sta festa. 20 anni, su? Più o meno se su 20 anni. Ci passa sopra, Ci passa, dai. Allora, c'è passata oi pure, 2 minuti. 2 minuti, ci devo vedere 20 anni, e nuda, commenti mi fai piacere da bottare pure su carcere di Arenas. Ah, questo è interessante. Sei andato pure una. Sì, là, sta bianchina, cattao eccolo, no, sta bianchina. Questo però è sta bianchina e questo è su su video. Là, sul sorrisotto di Giglio pure si vede. La Giglio. La Giglio ti salutate. Saluti. E questo è... Quanti sei andando? Esatto. Noi siamo su un luogo bellissimo di Serrenti a Montagrasto. Cristiana bene sul microfono, Marco. Siamo su un luogo di Serrenti bellissimo, sincero, da Montagrasto. È un luogo fatto da... La che tendi, te sei fendi. Beh, in so cui- convito pure è parte adesso. Certo. E Adesso qui c'è su- Maurizio che spiega un po' sta tematica. questo Auliera Seste, questo picciocco. È giovane pure. Certo. Bella piccioccara, come te sta risposta de sa bida, de sa gente, de suo pubblico in generale? Ai eventi su. Allora, Dipende sempre questa cosa, però secondo me è migliorante questa cosa. Voi i spicciochetti secondo me è un cosa nuova, sa. Tu devi appiccicare con cosa nuova e poi tu se devi si coinvolgi. È s'arte partecipativa che fa questa differenza. Noi proprio s'artista. Ci dispone in mezzo. Ci devi poi in mezzo. S'arte partecipativa secondo me è una cosa che si può salvare. Tu i data, tu i te, a Bianchina, Davide. Alzando appunto su 21 su festival ad agosto. Poi Noso, Deo Tea e Bianchina. Doppio su Su 3 de maio e su Brusacante Cusso. noi poi saluto su de nonna Evelina, bravo Marco. Hola. Sei troppo dopo. Un prastituzzi a certo, carne, ciao nonna, io scala, giunti dopo. dote. Pure de Castiani, certo, va, del Baggiara. Mi dia sta no. Moi nonna mi ha pedinato come te pochissimo nostro sardo. Bene, tapo promuovio a tu, sei a posto. Ma ti promuovio Non devi sti minuti. Dunque, questo appuntamento è su 13 di maio con vosaltros, con i spettatori si esti assagita che entra da mercoledì però su 29. Torrò grazie a Antonella, a Michele Murru da Stera, voi amici. Grazie a tutti. Grazie a Marco, sì che ti oggi che sei andando bene. Grazie Ivo. A Sibiri assagita che entra da mercoledì. Ciao. A Sibiri. Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa regione 22 de su 2018.